la parola a Mauro Galbusera, che è il presidente dell'Associazione tra imprenditori e professionisti ed è anche un imprenditore nel ramo assicurativo. Grazie. Mi sentite? Sì. Buongiorno a tutti. Spetta a me, abbiamo un attimo invertito l'ordine perché è giusto che i nostri rappresentanti delle istituzioni ascoltassero un attimo la voce della situazione che ha promosso questa iniziativa, per cui ci siamo invertiti rispetto al programma. ASIMP è l'Associazione degli imprenditori e professionisti di Verona, che opera da 20 anni sul territorio, e la sua missione è mettere a disposizione della società civile le competenze e i valori dei suoi soci per progetti di miglioramento. Quindi non fa nulla di categoriale, ma si occupa in modo trasversale di progetti di miglioramento. Oggi per noi è un grande giorno perché è il frutto di un lavoro poliennale molto impegnativo che ha coinvolto l'ASIMP e tutti i suoi soci, che ringrazio tutti particolarmente. E un ringraziamento particolare devo farlo ad Elisabetta De Strobel e alla società Terzo Millennium, che sono stati la vera anima di 2B Verona. Ringrazio poi tutti voi di essere qui e in modo particolare i nostri ospiti, esperti nel marketing territoriale, nella comunicazione, in altre cose voi sentirete, che potranno indirizzarci a incanalare sulla giusta strada il nostro progetto. Ringrazio il Comune di Verona e il suo sindaco per il sostegno che ci hanno dato finora, per l'ospitalità in questa sala, e permettetemi un ringraziamento particolare, devo farlo all'Avvocato Rosario Russo, Presidente della Commissione Cultura del Comune, che ha creduto in noi da subito e ci ha sostenuto facilitandoci il percorso in questi lunghi mesi. Ringrazio di cuore Gunther Sanni, il suo quartetto e la Fondazione Arena che ci hanno permesso di introdurre in modo originale e qualitativo il nostro forum. 2B Verona nasce come progetto di promozione territoriale rivolto all'intero territorio veronese. Ci domanderemo perché Verona. Dal nostro punto di vista, questa città ha le potenzialità e le dimensioni giuste per esprimerlo e portarlo avanti al meglio e diventare, se la cosa si svilupperà, un case history a livello nazionale e potrebbe diventarlo anche a livello europeo, come ci diranno poi le persone che seguiranno. Infatti nel territorio veronese trovano, come raramente accade in altre situazioni, si trovano punti di forza trasversali a molti settori della vita economica e culturale contemporanea. Pensiamo alle bellezze artistiche e territoriali, alla grande tradizione culturale, alla posizione logistica, alla sua economia, fatta di turismo, di commercio. Siamo la quarta, la terza, la quinta città italiana, comunque siamo una delle prime città italiane nel turismo e quindi anche europee, fatta di agricoltura, di manifattura, di trasformazione, di finanza, alle sue infrastrutture, pensiamo, alla sua fiera, alla sua università, tutte eccellenze a livello nazionale. E lasciatemelo dire anche con un po' di orgoglio, anche alla sua vocazione per il volontariato, dove anche lì Verona primeggia e viene contraddistinta. E modestamente ASIMP si annovera in questo settore. Tutto ciò però non sarebbe stato possibile se qualcuno prima di noi non avesse, con lungimiranza e intelligenza, creato le condizioni indispensabili affinché questo potenziale manifestasse il suo effetto. Oggi ricorre, fatalità, ma le fatalità magari non sono sempre a caso, il 16° anniversario della morte del professor Giorgio Zanotto, che è stato uno degli artefici di Verona e della sua grande potenzialità. Abbiamo la fortuna di avere con noi anche il dottor Alberto Motta, che è il segretario della fondazione omonima, che poi ricorderà brevemente la figura del professor Zanotto. 2B Verona viene proposto all'università come joint project e grazie all'appoggio che ci viene dato dal professor Begalli e dalla professoressa Capitello ha il suo finanziamento. Grazie anche alla benevolenza del professor Pezzotti che poi ce l'ha passato, visto che è il responsabile dei joint project dell'università. Oltre al patrocinio del Comune, della provincia e della Camera di Commercio, questo progetto ha trovato, come raramente accade nella nostra città, un sostegno trasversale che praticamente accomuna tutte le realtà economiche e categoriali della nostra città. Allora, il sostegno economico ce l'ha avuto dalla Camera di Commercio,
dal Banco Popolare, da Cattolica, da GSM, da Vision 55, Despar e Fondazione Zanotto. Il patrocinio, come voi vedrete, è arrivato praticamente da tutte le più importanti categorie economiche e istituzioni della nostra città. Gli scopi di questo progetto sono, come voi vedrete brevemente, lo studio del percepito di Verona nel mondo attraverso un questionario che è stato elaborato in 7 lingue ed è sul web. Ve lo specifico, sono in italiano, inglese, tedesco, russo, spagnolo e cinese. Oggi verranno presentati i risultati delle indagini svolte in Cina, in Inghilterra, in Russia e in Germania. Altro obiettivo è di definire una proposta identitaria per i nostri territori. E qui è un passaggio molto interessante. Come poi ci spiegherà la professoressa Capitello, emerge come bisogno evidente dall'analisi del percepito di Verona del mondo, in quanto Verona è caratterizzata da moltissimi elementi positivi, ma questi elementi non sono legati tra loro nel percepito, cioè restano random nella testa delle persone e non concorrono pertanto tutti insieme a dare un'immagine unitaria e quindi più forte dei nostri territori. Quindi noi vogliamo muoverci in questa direzione. Poi vorremmo anche, se fosse possibile, proporre un brand per la città in modo che Verona fosse caratterizzata in modo univoco e quindi lanciare un grande progetto di marketing territoriale che coinvolga le istituzioni politiche ed economiche con l'obiettivo di fare del nostro territorio una smart land, come si dice chi parla bene, con un osservatorio permanente del percepito di Verona nel mondo. E qui veniamo, questa è la parte diciamo bella del sogno dei titoli, però noi abbiamo cercato di andare in concretezza ed è già pronto un laboratorio progettuale nel quale vengono selezionati e verranno portati avanti con concretezza e velocità i progetti di miglioramento. Posso anticiparvi che hanno manifestato interesse alla partecipazione di questo laboratorio l'Università di Verona attraverso il Dipartimento di Economia Aziendale. Abbiamo qui con noi, mi pare, anche il professor Baccarani, che ringrazio anche dell'interesse che ha manifestato, oltre naturalmente ai colleghi, alla collega Capitello, e poi anche la Fondazione Zanotto. Questo diciamo, laboratorio, che come vedete è costituito, vorrebbe la nostra intenzione essere costituito esclusivamente dalla società civile, non dalle categorie, di volta in volta, quando entrerà qualche progetto interessante, chiamerà e coinvolgerà i soggetti interessati. Ci sono molte idee che noi abbiamo studiato e che vanno da iniziative di grande portata a iniziative di portata più ridotta. Ve ne dico 2 che sono piuttosto grandi. Uno è la realizzazione dell'hub di Verona. L'hub di Verona, l'hub web di Verona, dovrebbe essere una piattaforma in cui siano reperibili e indirizzate tutte le informazioni dei nostri territori, da quella turistica a quella culturale ed economica, per dare al navigatore un'informazione integrata e completa. Un altro progetto, che riprende in parte il grande progetto del polo finanziario, che poi è naufragato anche perché si è di fatto liquefatta la situazione di base che lo aveva supposto e supportato, è vedere se fosse possibile di portare a Verona una comunità dell'innovazione, dove i giovani selezionati troverebbero un finanziamento per restare in questi luoghi, come accade in giro per il mondo, per esempio a Dublino, in Australia, eccetera, e trovare una comunità nella quale possano confrontarsi a livello progettuale e trovare dei finanziamenti. Avviene in tante parti del mondo, in Italia avviene molto raramente. Dal nostro punto di vista, Verona, proprio per le sue caratteristiche, quelle che in premessa avevano fatto sì che potesse accogliere anche il polo finanziario, potrebbe essere un'eccellente candidata. Ecco, ho finito. Come vedete dal materiale informativo abbiamo cercato di coinvolgere la città al di fuori della Gran Guardia attraverso una pluralità di iniziative con l'obiettivo di sensibilizzare il nostro territorio e la cittadinanza a questi bisogni. Concludo dicendo che per portare avanti tutto ciò è necessario alzare lo sguardo e ampliare l'orizzonte, superare gli interessi contingenti e cercare di capire che se si lavorerà tutti insieme ci sarà un vantaggio comune. Grazie.